Ciao a tutti, bentornati sul canale, eccomi qui, Virus 101, direttamente da Elite Dangerous Horizon Beyond Beta 3.3, terzo step della beta. Come potete vedere da grafica mi sono dato un po' da fare, non tanterrimo, però cominciamo oggi a focalizzarci un attimo sulle nuove astronavi. Allora, un paio di minuti di ritardo nell'avvio dello stream, scusate, ho dovuto riconfigurare due o tre cosette e download dei nuovi contenuti eseguito senza troppi problemi, nonostante i CRC error che ormai affronto ogni volta, quindi non grossi problemi. Comunque eccoci qui. Salutiamo innanzitutto Typhoon Ita che si collega alla nostra diretta come primo collegato, benvenuto. Sì, sei stato il primo a collegarsi. Poi arriviamo anche a salutare il nostro mitico Capitano End. Buonasera, buonasera anche a te. E niente, allora, siamo di nuovo su Elite, come dicevo in precedenza. Oggi spero che la connessione vada un po' meglio dell'ultima volta con Subnautica, piccolo episodio che andrò a fare, episodio bonus per la partenza del razzo, che purtroppo l'altra volta la connessione mi ha piantato in asso proprio sul più bello. Comunque, a questo punto noi torniamo subito in topic. Mentre chiacchiero mi sto riposizionando Lotus sulla mia scrivania, dai, diciamo sulla mia area di gioco, quindi eccoci qua. Adesso sono pronto e come potete vedere da grafica stiamo pilotando che cosa? Stiamo dentro il Mamba, nuovissima nave presentata e caricata all'interno del gioco proprio da poco tempo, ed eccola finalmente qui. Allora, alcuni dati di questa nave. In primis è una nave medium, quindi non è una nave small come poteva sembrare eccetera eccetera, ma è fondamentalmente una nave medium. Nel frattempo vi dico, ho sistemato un po' i controlli per quanto riguarda la gestione della telecamera posteriore, quindi come potete vedere adesso riesco a gestirmela un attimo meglio, anche se dovrò cambiare un altro paio di controlli, ma nulla di che. Adesso ci guardiamo un attimo la nave così dall'esterno, quindi eccola qui. È molto bella perché comunque è una nave molto bella. Nasce, da quello che vedo, fondamentalmente per il combattimento. Allora facciamo anche una cosa interessante, ecco qui, togliamo le GAI, un po' di informazioni sul controllo della telecamera, quindi nascondiamoli, ed ecco qui come si presenta questa nave. Come vedete, due motori potentissimi, è una nave estremamente veloce, molto performante. E è performante, l'ho detto? Sì, è molto davvero performante, quindi almeno così si presenta su carta. Non riuscirò a fare ingegnerizzazioni particolari perché ovviamente mi mancano i materiali, mi manca il tempo per poterle affrontare così nella beta, però ecco come si presenta un attimo la nave. Ho già equipaggiato un po' di moduli a grade e già cominciano con mio sommo disappunto i problemi. Perché? Perché è una nave che scalda tanto. Quindi prima di partire a fare il test drive vi faccio vedere un attimo come l'ho equipaggiata in questo momento. Ho girato un attimino per caricare un po' di moduli e ha un jump range, ve lo dico subito, ridicolo, davvero ridicolo, con la R maiuscola. Se non ingegnerizzate l'FSD, non gli mettete un FSD boost, non andate da nessuna parte. E adesso vi faccio vedere anche il perché. Quindi andiamo velocemente negli Starport Services e nell'outfitting, quindi vediamo intanto come l'ho configurata e qualche dato di questa nuova nave. Frontier avrà un gran lavoro da fare nel fissare questa nave, quindi super bacchettata sulle mani nuovamente contro Elite. Perché? Perché è una nave che secondo me non è stata testata prima di metterla in beta. Io non so che beta tester utilizzino la Frontier, ma sinceramente ragazzi, o non state facendo il vostro lavoro o non state provando neanche le cose di base. Perché io alla fine cosa ho fatto?
Sugli hardpoint ho montato un 4A Huge multicannon, come vedete un multicannon enorme, grande, quasi come tutta la parte centrale della nave, quindi una grandissima potenza di fuoco, un 3C, due 3C multicannon così ai lati giusto per montarli e due beam laser fixed ai pad, quelli small, e quindi lì. Giusto per tirare un po' giù gli scudi. Allora, cosa succede a questo punto? Cioè, vediamo che le configurazioni cominciano un po' a complicarsi, perché abbiamo dei large hardpoint e degli small hardpoint. Sinceramente avrei preferito due medium hardpoint su questa nave, vista la sua particolare tipologia e il fatto che è una nave che nasce esclusivamente per il combattimento. E questo lo vediamo anche non solo sugli hardpoint, ma anche per esempio sugli utility mount. Abbiamo a disposizione ben 3 e 3.6 utility mount, come potete vedere, un po' di shield booster grado A montate sullo scafo, un chaff lounger e un empty, e l'ho lasciato lì perché cercavo un point defense, però non l'ho ancora trovato, ma vabbè, non importa in questo momento, è abbastanza ininfluente, tanto lo proveremo un attimo e basta. Quindi questo per farvi capire ovviamente il focus di questa nave è appunto, come dicevo, combattere, andare a distruggere altre navi. Penso che nasca più che altro per bounty hunting o similari, insomma, quindi comunque il combattimento. E non trovare due medium hardpoint qua sinceramente mi lascia abbastanza e molto interdetto. Se fosse un beta test andrei a prendere i dev, gli sviluppatori o chi che sia e dirgli no, questi devono essere di livello 2, quindi 2 livello 2, 2 livello 3 e un huge. È una nave che costa 50 e passa milioni, nasce esclusivamente per combattimento, è una nave medium, secondo me è dovuta a questa cosa. Poi magari dicono no, è overpower di qua, di là, di su, di giù, ma insomma vogliamo darci un po' di pepe a noi, ecco, quindi giusto così per dire. Allora, dopo magari queste sono mie impressioni, mie idee, miei personali punti di vista, ditemi come la pensate riguardo le armi. Sinceramente gli small hardpoint li vedo assolutamente inutili. Un'arma small già contro una nave medium ha dei grossi deficit perché ha dei malus. Sappiate che vengono applicati dei malus ai danni se l'arma è small e colpisce una nave medium, fa meno danno che non su una nave small, perché appunto la nave è più grande e quindi è anche un po' giusto che sia così, quindi è perfetta questa cosa. Una nave che nasce per combattimento con due small hardpoint così proprio non mi piace. Comunque poi magari ci saranno delle configurazioni migliori da poter applicare a questa nave, secondo me perde un po' di potenziale. E finito questo discorso andiamo a vedere i core internal molto velocemente. Lightweight alloy, vabbè, dopo nel caso qui possiamo montare qualcosa di un po' più, come piace dire il mio istruttore, croccante, è un termine che mi piace parecchio, quindi perché non farlo? Vediamo un Reactive Surface Composite che ci costa la bellezza di 128 milioni. Subito lì sotto un Mirrored 115, un Military Grade 49 milioni e un Reinforced Alloy 21 milioni. A questo punto, come vedete, il nostro Jump Range, se andiamo a modificare queste cose, precipita di tanto. La velocità massima da 4,38 in boost fa a 4,30, 3,56, quindi non troppissimo, quindi questo non dovrebbe toglierci né troppa manovrabilità né troppa velocità, quindi se andate a combattere magari qualche moduletto di questo tipo è abbastanza d'obbligo. Chiedo scusa mezzo secondo, mi soffio il naso perché mi sta dando un po' di fastidio. Nel frattempo vi lascio un attimo guardare un po' i moduli che ho montato. Torno subitissimo, proprio mezzo secondo. Spengo il microfono perché non vorrei mettervi a parte di questo bruttissimo momento di espulsione muconasale. Eccomi qui tornato, sì, direi già un po' meglio. Comunque, allora, torniamo a noi. Come vedete, alla fine cosa abbiamo montato? Un bel 6A Power Plant che ci dà tutta l'energia che ci serve, quindi avremo potuto montare anche due altre armi un peletto più potenti. Un 6A Power Plant all'interno di una nave, scusate, medium di questo tipo è più che sufficiente. Una piccola ingegnerizzazione e quindi su Yuhu ci stavano due medium hardpoint, anche a livello di potenza del reattore.
Ok, sì, come fa presente Capitano End, assolutamente booster di FSD e FSD ingegnerizzato per jump range, altrimenti questi miseri 13 light years che potete utilizzare non difficilmente vi porteranno da qualche parte o a rendere utile questa nave, perché i jump che dovrete fare per raggiungere qualsiasi posto saranno davvero tanti. Ok. E procediamo, quindi un 4A frame shift drive, quindi come dicevo un FSD abbastanza piccolino, 4E life support che volevo portare a 4D ma non ne ho uno sotto mano e quindi ciccia, non importa, resta così, non mi cambia più di tanto. 6A power distributor, quindi anche qui modulo 6A molto importante caricato su, tutti i moduli stock e quindi va bene così. 4D sensors giusto per recuperare un po' di peso, di massa. C'è una diatriba sui sensori, sono meglio sì, no, mi, ma mo. Io sinceramente da quello, perché ovviamente max range, scan angle e altre cose dicono, ovviamente c'è chi dice che i 4A siano migliori, come vedete, typical mission range, però alla fine cosa succede? Succede che alla fine noi andiamo solo ad ottimizzare un po' il typical mission range, per il resto non cambia assolutamente niente, 30 gradi, 8 km, quindi fondamentalmente i sensori metteteli 4D, perché tanto non vi cambierà praticamente niente in termini di gioco, non so neanche perché si sono scimmiati a mettere dentro questi moduli. Comunque vabbè, misteri di Elite. Torniamo indietro, andiamo a vedere gli option all'interno molto velocemente. 5A Shield Generator, quindi uno scudo neanche troppo potente, quindi consiglio assolutamente un Prismatic bello potenziato, perché un 5A Shield forse è un po' piccolino per questa nave. E vabbè, considerando di nuovo che è una nave da combattimento e cosa monta, per esempio un Python, sempre nave medium, che monta un 6 o addirittura un 7, no un 6 dovrebbe essere sul Python, e il 5A Shield lo vedo un po' piccolino per questa nave, però è una nave che sguiscia, che deve correre e tutto il resto, quindi direi che sì, può andare bene, può andare bene. Poi, come vedete, non vediamo nessun compartimento dedicato ai moduli di rinforzo dello scafo, i moduli di rinforzo, i military grade, come erano là, i moduli quelli dedicati per i moduli di rinforzo della nave, quindi dovete prendere questi pochi slot che avete a disposizione e utilizzarli molto accuratamente, perché non avete tanto spazio dentro questa nave. Già mettete uno scanner qui e non vi perdete praticamente tutto. L'Advanced Discovery Scanner, se solo decidete magari di mettere un Surface Scanner lasciate perdere, perché perdete troppo. Quindi così, nessuna bay per i fighter, ovviamente la nave non è per quello, e nessuna bay è anche difficile da mettere per l'SRV, quindi è una nave che, come vi dicevo, focalizza sul combattimento, e anche qui mi sarei aspettato di trovare magari uno o due moduli di grado 4 per il rinforzo dello scafo e il rinforzo dei moduli, essendo appunto una nave da combattimento. Quindi per ora non mi sta entusiasmando e reputo il Fer de Lens sinceramente migliore fino ad adesso. Ok, livery qua, vabbè, abbiamo il ship Mamba e non ci sono allo status attuale non c'è nessuna livrea, quindi non c'è nessuna verniciatura differente dalle verniciature standard, quindi questo è quanto per quello che riguarda i dati e il funzionamento della nave. Forse sugli utility mount, scusate, vedo un attimo di comprare una cosa che mi serviva. Ok, Heatseek Launcher a manella. Perché? Perché ci serviranno, e ci serviranno parecchio. Quindi torniamo qui, ok, andiamo a sistemare i fire group, perché non li ho ancora bindati, quindi due beam laser, ok, i multicannon mettiamoli qui velocemente su 2, questo togliamolo perché non ci serve, allora, Heatseek Launcher, Discovery Scanner, ok, e ci siamo. Allora, visto che abbiamo un attimo un po' uno spazietto, scusate, vado a mettere un moduletto che non ho messo prima, sempre a patto che ci sia, no? Surface Scanner.
No, non ci posso credere, non ce l'hanno. Modern Reinforcements, Refines. Vabbè, non ho l'Advanced Discovery Scanner, magari è su un'altra stazione e quindi qui non c'è. Vabbè, non importa per il momento. A questo punto usciamo e andiamo a fare una cosa veloce. Cerchiamo nella System Map, scusate, non nella Galaxy Map, un punto dove possiamo andare a fare un po' di pacche e pugni con questa nave. Quindi selezioniamo questo pianeta dove dovrebbero esserci delle mining zone, quindi dei resource extraction site o qualcosa del genere. Andiamo a lanciarci e andiamo a iniziare a vedere come si comporta questa bagnarola, ok? Benissimo, vi dico dal test drive che ho fatto prima, è una nave che si boccia da sola, la vedremo tra un po'. Mi dispiace distruggere le vostre speranze, però a mio avviso è una nave molto bella sulla carta, bei suoni, ok, un cockpit davvero carino, ma a livello di manovrabilità non vedo nulla di entusiasmante e... boh, magari ingegnerizzandola poi cambia, perché insomma alla fine è quello. Ci mettiamo in coda questo clipper, ok, andiamo a vedere subito la top speed della nave. Boom, bordata di booster e come vedete già standard andiamo a raggiungere una velocità di punta davvero interessante, quindi sì, davvero non male. Il cockpit è molto bello, sì, assolutamente, gli interni di questa nave non sono male. Adesso smetto un attimo di parlare così vi sentite anche un po' di audio dei motori, perché anche quello è carino, devo dire molto coinvolgente. Quindi andiamo ad ascoltare un po' i motori di questa nave. Ed eccoci qui, quindi adesso abbiamo visto un attimo da fuori, sentito un po' il suono dei motori. Come vedevate da fuori, le landing gear sono ancora estese, nonostante che io le abbia già ritratte. Quindi cerchiamo di farle rientrare davvero. Andiamo a vedere se me le ha ritratte a questo punto. Ok. Ebbene, piano, mi stavo incasinando da solo con i controlli qui. Ecco qui, andiamo a vedere un attimo sotto e come vedete abbiamo il landing gear ancora estratto fuori, ok, nonostante che noi abbiamo ritirato i piedi di attracco, quindi piccoli bugghini già da subito e li vediamo qui. Ok, allora andiamo ad accendere l'FSD e andiamo a lanciarci verso Anum numero 7. Mentre faremo questo andremo a vedere anche altre cose proprio della telecamera, così ci gustiamo un po' la nave da dentro. Questo intanto perché dopo volevo andare a cercarmi anche il Krayt Phantom che hanno fatto, quindi ecco qui, guardiamoci un po' con la telecamera un po' la nave come ci si presenta anche in Super Cruise. Una cosa che non mi piace in Super Cruise è che non si vede nessuna scia dietro, sarebbe stato bello se avessero messo qualche scia aggiuntiva dietro, così solo proprio a titolo grafico. E i bug spero che li sistemeranno nella versione di release. Qui intanto andiamo a vederci un attimo tutto il cockpit. Come vedete hanno perso tempo e spazio mentale per mettere addirittura un secondo SIT. Togli il SIT, aggiungi un modulo alla nave. Sinceramente il secondo passeggero in questa nave non serve assolutamente, è una gran cippa di nulla. Non possiamo lanciare i fighter, abbiamo forse solo delle torrette, questa è una nave fighter puro, non capisco perché mi serve un secondo posto di controllo. Comunque andiamo a fare un rapido excursus con la telecamera. Come vedete, nonostante che io sia in free cam, la nave continua
ad essere controllata, quindi altri bug per quanto riguarda, come vedete, la gestione della nave. Quindi qui diamoci un occhio a noi stessi e quindi cosa dire, cioè vabbè che è una beta, capisco tutto, però vedete qui invece i controlli si attivano, si disattivano correttamente, nelle altre telecamere no. Insomma, avete fatto telecamere su decine di navi, possibile che su una nave nuova non debbano funzionare. È la stessa cosa delle altre telecamere, perché non funzionano? Perché? Domanda da $1.000.000. Ok, come vedete qui ci siamo spostati fuori, motori a tutta manella, andiamo verso Anum numero 7. E cosa succede qui? Allora, quello che volevo farvi vedere nel momento in cui raggiungeremo Anum numero 7 è l'estremo calore che questa nave sviluppa. E quindi sì, alla fine è una nave, sappiate, che scalda tantissimo, ma davvero tantissimo, quindi è una cosa inverosimile, praticamente una nave che si scioglie da sola. Ok, si frigge da sola senza neanche sparare un colpo. Io semplicemente, solamente dando un po' di boost, avevo il 120-130% di calore, con i moduli che si surriscaldavano e continuavano ad autodistruggersi da soli. Quindi per il momento non mi ha convinto assolutamente e per nulla questa nave. E non mi ha convinto neanche la sua manovrabilità. Vabbè che forse sono abituato con navi che hanno già il dirty o il clean drive, quindi niente. Però sinceramente sono abbastanza scettico. Spero che fixeranno tutte queste cose fuori dalla beta, perché ricordiamoci siamo in una beta, quindi sì. Mirko, sì, per rispondere alla tua domanda, in teoria l'Anaconda o navi simili sarebbero state più apprezzate, quindi invece di perdere tempo per rifare un Fer de Lance fatto male, potevano investire del tempo per fare una nave che fosse da esplorazione large, quindi con un jump range abnorme, per poter magari anche portare passeggeri e poter appunto andare ad esplorare scusate, tutta la galassia di Elite Dangerous Horizon Beyond o quello che sia. Comunque sì, capisco perfettamente. Come non capisco anche, per esempio, la necessità di fare un ulteriore Krayt. Hanno fatto questo Krayt Phantom, guardandolo sulla carta, analizzando un attimo le sue proprietà, secondo me non serviva proprio a una cippa di niente. Lasciatevelo dire, no, così, no, non serviva a niente. Eccolo qui. Un po' di Loop of Shame, tanto per... Come vedete anche in Super Cruise non spicca per manovrabilità questa nave. Vediamo un Resource Extraction Site, magari evitiamo... cosa c'è qua? L'Aquarius Class Tanker. Ma c'è una mega ship? Beh, andiamo a visitarla, tanto siamo qua. Perché no? Perché no? Perché no? Dai, andiamo a vedere, così ce la guardiamo anche un attimo in live. Dai, slow down, sono ampiamente entro i margini e i limiti. Ok, sarebbe stato bello avere due ugelli come la... Perché siamo così distanti? Boh. Dicevo, sarebbe stato bello avere due ugelli come per l'Anaconda, quando andiamo su e giù, che praticamente spruzzano gas e ci danno un po' di sensazione. Purtroppo mi sa che sì, avete ragione, mi sembra che siano un po' a corto di idee. Perché ci stiamo allontanando invece di avvicinarci? Qui l'Aquarius Tanker, ma non la vedo. Guardate che storie. Boh, riproviamoci, che dite?
questa è una nave che proprio si sta muovendo, non in super cruise, forse in super cruise, non si sa. Proviamo a ridroppare. Blocchiamo i motori, mettiamoli a 0. Guardate come se ne va via. Vabbè, non importa, lasciamo perdere, andiamocene via. Nel frattempo guardate come sale l'heat gauge, quindi l'indicatore di temperatura. Siamo già al 70% solo per andarcene fuori da di qua. Ok, beh, scegliamo l'AIG piuttosto che la Sardus, perché siamo un po' più tranquilli su di qua. Ok, forse ci esploderanno, non lo so, ma boh, adesso andiamo a vedere come si comporta in combattimento. Non nutro grosse speranze. Ok, eccoci qua, andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualche piratozzo che se la scodinzola qua in giro. Quindi facciamo subito una cosa importante. Oh, ma ci hanno cambiato anche un po' di cose qua. Hanno cambiato un po' di tasti e la disposizione di un po' di comandi, sì. Forse per renderli magari un attimo più comodi. Allora, identifichiamo una nave che potrebbe essere un Wanted. È un Dangerous, sì. Eccolo qua, infatti ci sta scansionando. Magari scegliamo un nemico un po' più alla nostra portata. Il back. Questo cos'è? Questo è quello di prima. Ok. Ah! Ok, scusate, stavo guardando il radar e mi sono andato ad autocozzare contro qualche asteroide. Mai perdere di vista. Oh, eccola qua. No, è un Sirius Security, di sicuro non è un pirata quello. Cosa abbiamo qua? Cobra MK3, no, ma è clean. Eccolo qui. Continuiamo. Dai, un astronave, un piratino, dai, giusto così per provare. Lo riusciamo a trovare, che dite? Clean anche questo. È un Viper MK4. Sì, altra nave assolutamente inutile, il Cobra MK4, il Viper MK4, il Krait Phantom. Navi assolutamente inutili. Questo è un Deadly Wanted. Ok, un Dangerous su una Federal Assault Ship. DBX Deadly mi dà delle buone speranze. No, è clean. Non volevo trovare una nave troppo ostica da affrontare. Wow, vedo che sparano qua. Ok, bene. Perfetto, allora possiamo unirci alla battaglia. Che dite? Sì, direi che c'è qualcosa che non funziona. Infatti ho sbagliato qui. Ok, già meglio. Ok, beh, intanto stanno già saccagnando quella nave. Iniziamo a dargli un po' di fuoco anche noi. I beam laser li ho preferiti fixed, perché fanno un po' di danno in più, già sono small. Vedete, praticamente sono, direi, quasi ininfluenti. Attendiamo che gli vadano giù gli scudi. Ah, ha tirato i ciaffo, sto caccone. Bam. Vediamo come si comportano le armi di bordo. I multicannon sono tutti gimballed, quindi eccoli qui che vanno.
sinceramente nulla di entusiasmante. Magari è anche duretta questa nave, ecco. Ok, siamo under attack. Diamogli un colpettino di laser, andiamo a terminare la sua esistenza. 129.000 crediti di bounty e un po' di materiali droppati da questa nave, quindi direi che per il momento non abbiamo subito neanche danni agli scudi e boh, può andare anche decentemente questa cosa. Questo è un wanted anche lui. Ok, su cos'è, un adder? Sì, ok, andiamo a divertirci. Lo stanno già sparando. No, stanno sparando ad un altro. Noi invece vogliamo questa adder qui. Andiamo a vedere come ce la caviamo contro questo adder solo. Cioè, come vedete, i laser small praticamente sono una cosa quasi completamente inutile. Possiamo star lì anche a divertirci un bel po' a tirargli contro, ma servono praticamente fino a un certo punto. Ok, tutta questa manovrabilità su questa nave sinceramente non la vedo. Cioè, guardate quanto tempo ci mette a ruotare su se stessa, almeno che io non vado di boost. Ok, e adesso, cominciando ad andare di boost, ne vedremo delle belle. Guardate come comincia a scaldarsi solo per un paio di boost. Ok. Vi ricordo che gli sto sparando con un large multicannon, nonostante che abbia gli scudi. Ok, a questo punto, se non ci do di boost, ok, tolgo un po' di flight assist e non mi riregolo, questa nave ha un turn rate, un pitch rate che sinceramente è molto poco da fighter. Ecco qua, un giro completo fatto. Allora, l'abbiamo provato un attimo in combattimento, adesso vi faccio vedere nel momento in cui iniziamo a spammare un po' di booster. Guardate come sale la temperatura. Siamo già al 54%, 57%, si raffredda anche abbastanza velocemente, ecco. Però nel momento in cui siete magari vicino a un pianeta o altre cose, prima mi stavo autofriggendo da solo. Ok, ritraiamo gli hard point. Diamo un paio di colpetti. No, devo dire che mi sbagliavo, ma nello spazio la temperatura non è così critica. Prima sulla superficie planetaria era terribile. Accendiamo il frame shift, eccolo qua dove comincia a scaldare tantissimo. Avete visto come siamo passati velocemente al 70%, quindi fateci attenzione. Ok, cosa dire? Cosa dire? E ribobobo. Ok, intanto un po' di errori e di bug. Che ci portiamo avanti un po' nella beta. A questo punto andiamo a selezionare il prossimo sistema. Voglio un sistema high tech qua in zona. Vediamo se ne troviamo uno non troppo distante. Eccolo qui, 18 light years. E guardate, ok, già per 18 light year dobbiamo fare 2 jump. Quindi evviva. Accendiamo il illo FSD e andiamo a vedere cosa troviamo, perché volevo mettere un attimo le mani su un Krait Phantom. E sinceramente cosa dire,
non lo so, io lascio poi a voi la valutazione di quello che avete appena visto in relazione ai miei commenti, però sinceramente ragazzi non la trovo una nave così entusiasmante. Ok che ho tutti i moduli stock, per cui per carità si può ottenere di più, però già così a stock non... boh, ecco, questa è la mia idea, già a stock è... sti bug impossibili. Ok, non importa, non mi perdo tempo neanche a scansionare questo sistema, perché intanto non ho l'Advanced Discovery Scanner, 1, e 2, dovrei perdere tutto il tempo che abbiamo visto in precedenza per la scansione del sistema, degli oggetti celesti, eccetera eccetera eccetera. Quindi della serie era meglio quando si stava peggio. Io continuo a preferire il sistema di scansione dell'Advanced Discovery Scanner precedente alla beta, molto più rapido e utile per queste cose. Poi per chi fa esplorazione forse il nuovo sistema è meglio, quindi secondo me Frontier non è riuscita assolutamente a bilanciare le due cose. Allora, vediamo qui sempre bug, ok, che non mi lascia andare a selezionare subito, ma devo fare tante varie cose. Andiamo all'Ipskig Hub, che è anche abbastanza bello vicino per fortuna, e andiamo a doccare e andiamo a vedere se in questo starport esiste il Krayt Phantom. Ok, nel frattempo per rispondere a Dani, sì, se tu fai il pledge con qualche fazione preparati ad avere delle fazioni nemiche e ostili. In uno stream precedente, ritorno dai Guardian, quindi nell'ultima puntata dei Guardian dedicata al ritorno ai Guardian in Tech Broker, vedi proprio questa cosa. Sono andato a eseguire il dock anche in sistemi assolutamente ostili senza praticamente nessun problema, e questo ti dà la possibilità di andare ad abbattere i nemici ostili senza incorrere in troppe grosse problematiche relative al bounty hunting e tutto il casino che hanno fatto anche sul nuovo sistema di bounty hunting, che sì, anche lì era assolutamente necessario un intervento, perché il primo sistema era veramente brutto e mancava di quella componente che serviva a impedire ai giocatori di rompervi troppo durante le partite, per quello tanti giocavano in solo play, e però come al solito hanno fatto tutto in modalità Frontier, quindi tanta confusione anche sul sistema di bounty hunting implementato in precedenza, ancora prima di questa beta. E quindi sì, se fai il pledge con le fazioni fai un po' di attenzione a questa cosa, e fai anche attenzione di fare il pledge mentre non sei già in uno starport nemico. Nel frattempo andiamo a fare docking anche con la Night Vision abilitata, docking che non posso fare, frena. Ok, adesso sì. Ok, devo dire che un Asp Explorer con il Dirty Drive è 3 miliardi di volte più maneggevole. Allora, pad 15, fuori il landing gear, ok, andiamo a parcheggiarci con il Night Vision acceso, tanto giusto per vedere come funziona. Guardate che bellina che è anche in fase di landing, quindi niente da dire, una gran bella nave esteticamente. A livello funzionale ble, non mi piace a livello funzionale, quindi qua via la Night Vision, andiamo a fare il refuel, andiamo a fare il restock. Come avete visto avevamo già quasi esaurito anche il carburante, quindi boh. A questo punto andiamo a vedere lo shipyard. Abbiamo Sidewinder, Imperial Eagle, Viper, Dolphin, Imperial Cutter, Asp Explorer, Imperial Clipper, Orca, Fer de Lance, ok, gran bella nave, Mamba di nuovo, Python, Type 9 Heavy, Beluga Liner, Imperial Cutter, ma non c'è nessun segno
del Krait che stavamo cercando. Allora, a questo punto andiamo a vedere un attimo una comparison, quindi una comparazione con il Fer de Lance. Andiamo a vedere cosa monta come hardpoint. Il Fer de Lance, ma per... Ok, qui ci danno 1F, 1F, 2 medium hardpoint e un empty huge hardpoint. Quindi andiamo a fare una cosa proprio veloce, store current ship, andiamo a comprarlo, tanto chi se ne frega, siamo in beta, i soldini non ci mancano. Andiamo a fare una comparazione veloce con il Fer de Lance e il Mamba, perché sono due navi, entrambi medium, entrambi fatte dallo stesso produttore, Starport Services, veloci. Outfitting. Ok, tra l'altro sinceramente a me il Fer de Lance piace anche un po' di più a livello estetico. Comunque, hardpoint del Fer de Lance, come vediamo, abbiamo uno huge, 4 medium. Allora, fondamentalmente il Mamba poteva essere la nave che faceva la differenza, con uno huge, 2 large e 2 medium. Hanno messo i 2 large e hanno messo i 2 small, e quindi ciccia e sta cippa, direi anche. Per cui alla fine no. Ok, storage options, use the ship. Ma perché non posso? Scusate. Scusate un attimo, non mi sta dando più la possibilità di... Ok, facciamo redeem dei bounty vouchers, redeem dei package. Ok, in inventario non ho niente. Ok. Non mi piace questa cosa. Perché è in rosso? Cacchio, l'ho appena comprata. Scusa. Use this ship. Sell stored ship. No, voglio usare questa nave. Ok, scusate ragazzi, colpa mia. Mi sembrava che i tasti fossero rossi e non utilizzabili. Comunque vabbè. Comunque, come vedete, già con i moduli stock questa nave raggiunge un costo totale di 80 milioni. Ok? E ha 2 hardpoint small. Mamma mia, non finirò mai di rinfacciare alla Frontier questa cosa. Allora, andiamo a vendere il Fer de Lance, tanto l'avevamo comprato solo così per vederlo, perdiamo un po' di soldi, ma tanto siamo nella beta e chi se ne. A questo punto faccio una cosa veloce ragazzi, torniamo nel sistema di Anum, andiamo a riprenderci il nostro Fido Asp Explorer, come vedete è parcheggiato qua insieme all'altro Python, facciamo... Ok, i nostri bei 2 jump, lanciamoci e andiamo a questo punto a cercare uno starport che possa vendere il Krait Phantom, quella nave inutilissima di cui parlavamo prima. E mentre ce la svolazziamo, volevo riprendere appunto questo discorso delle navi inutili. Frontier ha perso un sacco di tempo a fare un Viper, un MK4 assolutamente inutili che non servono a nessuno praticamente, mentre c'era bisogno di altre navi large che fossero più adeguate alle distanze siderali di questa galassia, dei fix agli FSD e tante altre cose. Invece hanno preferito creare queste due navi. Secondo me è solo un discorso di mero marketing. Tutta la bellezza di questo Mamba, questa nave nuova che è molto bella, sinceramente non mi dispiace in generale, va a perdersi per quei 2 hardpoint small che hanno messo. Sinceramente la reputo una vaccata pazzesca, hanno distrutto completamente la nave. Io, se fossi stato un beta tester un tester proprio di Frontier, gli avrei detto no. Poi ovviamente non sono io che sono lì a dargli i feedback, non sono io che prendo le decisioni dentro la Frontiera, posso solo dire come la penso e qual è un mio mero secondo me. Ok, eccolo qua. Ma quanto bello è il sistema di Anum.
Vabbè, andiamo a recuperare l'Asp Explorer. Tra l'altro, come vedete, non ho fatto neanche benzina, sono già all'80%. Per quello prima vi dicevo, fate molta attenzione al calore. È una nave che vicino alle stelle, quando deve fare operazioni di jump e similari, si scalda parecchio. Ok. E andiamo verso il sistema base a recuperare la SP Explorer. E quindi sì, il Krait sinceramente Phantom utilità secondo me a zero. Il Krait di base era già molto bello così com'era e quindi niente. Boh, idea mia, secondo me c'erano altre cose su cui investire del tempo, non di certo navi nuove. Secondo me Elite ha già una buona pletora di navi per fare tutto quello che può servire e quindi sì, si sentiva appunto la mancanza di una nave large da esplorazione tipo l'ASP e similare. Però vabbè, hanno deciso di puntare sull'ulteriore inutili navi small, scusate medium, e quindi che altro dire, boh. Hanno deciso di intraprendere questa strada e procediamo sempre sulle solite cose. Complichiamo le cose che erano già, secondo me, abbastanza affidabili. Potevano fare cose molto più semplici, molto più d'effetto a livello di funzionalità. Hanno scelto, secondo me, di seguire una strada di migliorie meramente grafiche cinematografiche e complicare la vita per far sembrare che ci siano contenuti nuovi all'interno del gioco e non lo so, secondo me farci solo perdere tempo in più. Questa è la mia impressione che sto avendo ultimamente con la beta di Elite. Voi sapete che io adoro particolarmente questo gioco, ma sinceramente più va avanti più diventa secondo me ingiocabile. Mi metto nei panni di un giocatore nuovo che deve iniziare, gran difficoltà, tanta confusione, poche informazioni, grandi difficoltà e tanta ricerca online di cose che invece secondo me dovrebbe, informazioni base che dovrebbe fornire il gioco in game in modalità un po' più chiara. Ok, pad 11, ecco anche qui delle cose assolutamente assurde che non ho mai fatto dall'inizio. Perché non colorare di verde questo pad e mettere una freccina nell'HUD per dirvi guarda che il pad sta lì? Ok, ok, vabbè, un dock un po' così roccambolesco, un po' abbiamo strisciato e spaccato un po' il nostro landing pad e adesso invece torniamo nello shipyard per vedere che anche qui non c'è il Krait e invece vado a riprendermi la nostra fida Asp Explorer. Use this ship. Ok, andiamo a prendere una nave con un jump range decente e una manovrabilità decisamente migliore, sempre se. Allora, secondo voi adesso questa è una cosa che domando a voi che state guardando: dove potrei trovare il Krait in giro? Sistema industriale, ma magari su un sistema militare? Beh, visto che siamo qua in zona, andiamo a vedere e a gestirci. Trade data, non li va. Perché non posso comprare i dati di esplorazione? Sono qui, da qui a qui, non ho dati di esplorazione, basta. Sistema cassato. Anche qui no, system data, cioè sono due sistemi uno a fianco all'altro, cioè pazzesco. Ok, anche qui no, exploration data to buy. Sinceramente vorrei evitare sistemi che non posso vedere già da prima.
Ok, qui invece posso. Questo è un sistema di tipo militare, se non sbaglio. Sì, Refinery e Military. Ok, andiamo a vederlo. Ok. Ah, grazie Mirko, se riesci a darci un occhio intanto così evitiamo di fare ricerche a vuoto, ti ringrazio parecchio, perché avevo guardato per il Mamba, sfortunatamente non avevo guardato invece per il Crate Python e quindi mi trovo un po' in deficit sinceramente in questo momento. Ok, vediamo se riusciamo a trovare un sistema visitabile. Ok, no. Mamma mia. E cioè io dovrei perdere la vita per adesso andare a scansionarmi tutti questi sistemi non posso comprare, di cui non posso comprare i dati di esplorazione. Pazzesco. Pazzesco, pazzesco. A parte che questi sono tutti a distanza di one jump con l'ASP, non ho grossi problemi. Niente. 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 Gun, no. Zelacanto, niente. C'è un sistema che è Coq-Caign. Beh, il nome è tutto un programma. Non ci sono... Non c'è niente. Boh, vediamo. Il Jameson Memorial. Ma dai, va bene, dai. Allora andiamo già direttamente là senza farci tanti problemi. Allora, Shin N Arta Dezra. No, l'ho scritto male. No, mi sa che non è quello il nome. Un attimo che vado a prendermi il nome esatto. Allora, andiamo a vedere il Jameson Memorial. Ah, Shin Rarta, eccolo lì, mi sembrava che fosse diverso. Scritto male. Io, Shin Rarta Dezra. Dezra, con l'H. Allora, pazzesco, pazzesco. Ecco qua. È un po' distantuccio, ma dai, 3-4 jump e siamo lì, perfetto. Allora, un attimo sistemo una cosa nel monitor qui a fianco. Eccolo qui, perfetto. Rotta impostata, andiamo verso il Jameson Memorial e vediamo se riusciamo a prendere il Crate Phantom e vediamo cosa riusciamo a fare. Ah beh no, tranquilli ragazzi, nessun problema, capita di sbagliare i nomi. Qui è anche complice il gioco stesso che non riesce a fare una distanza di Levenstein sui nomi e quindi se non mettete il nome giusto non vi trova assolutamente nulla. Un sito web è più affidabile di tutto il gioco, per esempio anche Elite DBE e cose del genere. Anche i nomi parziali o non scritti completamente ve li trova praticamente subito. Ok, qui vediamo un ASP con dei normalissimi motori con un Dirty Drive. Andiamo a vedere quanto rollano e sinceramente non hanno nulla da invidiare ai motori del Mamba. Andiamo a vedere cosa avevo messo sui thrusters. I thruster sono dei 5A normalissimi, quindi se non sbaglio nel Mamba ne avevi 6. Vado già a memoria e forse già me ne sono dimenticato. Dai, quanti jump dobbiamo fare? 4 addirittura. Eh sì che ho un buon jump range. Dove l'hanno messo? Boh. Perché mi pare che ho anche l'FSD boost su questa nave. Però 47 è l'ITR e non si scappa. Anche gli FSD boost, non so se avete notato, ma i sistemi sono quelli un po' più distanti, sono mediamente tra i 30 e i 40 e i 50. Oltre i 50 passiamo ai 100 e via discorrendo. Quindi l'FSD boost arriva praticamente solo fino a un certo punto. Come andiamo a vedere in questo momento, vado a recuperarmi 2 dati sulla nave. Ok, eccolo qui. Perché abbiamo solo il 48? Scusatemi, ma Guardian Power Distributor, Frameshift Drive, Enhanced, Modified, bla bla bla.
Ah ah ah, che pollo. Ce l'ho il fuel boost, ma non qui, perché siamo nella beta. Furbo io, furbo io. Vabbè. Ok, allora procediamo. Vediamo di fare sti jump veloci. 2, 1, engage. E via. Allora, noi questi jump, come dicevo prima, ne abbiamo fatti parecchi e anche qui c'è il faster boot range, per cui c'è il faster boot sequence, scusate, per cui ci aiuta un attimo a dov'è? Ho tolto Discovery Scanner? Eh sì. Chissà come mai. Vabbè. Allora, dicevo, c'è la possibilità di ridurre questo tempo a patto di perdere praticamente, come dicevo, tutta la... una nuova stella. M-Type Stab Cortex Explorer, vabbè. Ok. E a patto di perdere ovviamente tutto il jump range, quindi anche qui le operazioni noiosissime di jump non sono cambiate per nulla, come non è cambiato il tempo che aspettiamo nell'iperspazio, come non sono cambiate un sacco di cose. Quindi secondo me i tempi morti all'interno di questo gioco sono rimasti praticamente gli stessi, non sono mai cambiati per nulla. Allora, qui troviamo addirittura 33 nuovi corpi celesti e per fargli la scansione uno per uno sappiate che yuhu. Allora, premiamo il tasto, cos'era? Premiamo il tasto virgola, no, punto, virgola di qua, no, vabbè, non importa, c'è un tasto che ci porta al codex. Codex che raggiungiamo anche da qui, da qualche parte nella home, se non mi ricordo male, eccolo qui, quindi il tasto serve e non serve. Eccoci qui, intanto mi saluto da me solo, Discovery, eccolo qui. Vabbè, dopo lo vediamo. E dopo lo vediamo. Ok. Perché anche qui è una cosa effettivamente che non ho trattato nelle puntate degli stream precedenti. Con il nuovo codex e le nuove cose abbiamo effettivamente dei dati nuovi da vedere. Ok, a parte la gestione degli squadron Galactic Machtare, cos'è in tedesco? Ah, Galactic Power, ok. E ce l'abbiamo qui in tedesco, quindi grazie alle traduzioni fatte bene. Comunque, niente, dicevamo, ecco qui, Create Squadron, queste qui le altre cose inserite ex nuovo, addirittura 1 milione mi costa. Ok, e gli Squadron non sono fazioni, non sono fazioni. Allora, andiamo invece nel codex che stavamo guardando lì prima, quindi visto che siamo qui, eccolo qui. Adesso abbiamo una mappa galattica divisa per settori, abbiamo tutte le nostre discovery fatte, quindi gli stellar bodies, cosa sono, cosa fanno, quindi un sacco di cose in più, ok, tipo le neutron star, di qua dove le abbiamo trovate, un sacco di combat log, vabbè, biological e tutte le nuove tipologie di strutture organiche e non organiche che troviamo sui pianeti, vabbè, tutte cose carine che aumentano un po' l'immersività all'interno del gioco, che però a livello di funzionalità sinceramente a mio avviso non aggiungono quel wow factor, quel fattore wow che mi sarei aspettato da tutta la versione Beyond di Elite lì. Nel frattempo, tra l'altro, vediamo anche questa cosa, Analysis Mode, Combat Mode. Come sapete anche voi, praticamente ogni corso di grafica di base vi dirà di non mettere mai le scritte sopra i loghi o le icone. Ed eccoli qua i risultati, no?
Evviva! Comunque vabbè. E allora, per rispondere a Mirko rispetto al pagamento dei dati di esplorazione, pare proprio di sì. Quindi, siccome tutto il core di questo update Beyond è esplorazione, penso che tutti i dati esplorativi verranno pagati molto di più di prima. Questa è una mia supposizione personale. Consiglio che mi sento di darvi in queste settimane che precederanno la release ufficiale. Prendete un ASP, fraccategli il Discovery Scanner dentro e datevi all'esplorazione violenta. Andate verso fuori, in alto, in basso, destra, sinistra, dove vi pare, ma datevi all'esplorazione, perché l'esplorazione allo status attuale col Discovery Scanner è molto molto veloce, e scansionate quanti più sistemi potete al di là delle scansioni superficiali, a meno che non trovate appunto Earth-like planets come questo, e scansionate più sistemi che potete, più distanti che potete. Fatevi una missione di andata e ritorno per questa cosa, perché mi sa che quando l'update arriverà, appena tornate a vendere tutti quei dati, potrete fare delle gran belle cucuzze. È un'idea mia e non ci metto le mani sul fuoco, però vi faccio vedere che io adesso ho solo andare a visitare i Guardian e tornare, ho più di 1.600.000 cucuzze che mi aspettano di dati cartografici, quindi non so quanti saranno. Sto aspettando la release proprio ufficiale per vedere più o meno a che punto siamo, quindi lì. Eccoci qua, facciamo un dock un po' yeah, guardate che manovrina, uppala. Pad 11 sicuramente è qui davanti, infatti eccolo qui che ce lo piazzano qua sotto i piedozzi. Andiamo a parcheggiare e andiamo a vedere se qui in questo al Jameson Memorial riusciamo a trovare il Krayt. Ok, ecco qui. Allora, l'ASP Dirty Drive, sinceramente ragazzi, ha una manovrabilità che è goduriosa, goduriosa. Poi magari provando il Mamba con i Dirty Drive qualcosa di meglio viene fuori, però ho paura che scaldino un po' troppo per quella nave. Io sinceramente, da quando Elite è stato rilasciato, trovo che di nave minimum, quando avete un ASP, siete perfetti, fate di tutto. Per andare a combattere equipaggiate un Fer de Lance, altrimenti passate un Anaconda. Tante altre navi, sono solo gusti personali ovviamente, però diciamo che di media sono queste navi che mi piacciono parecchio. Allora, bando alle ciance, poi ovviamente è personale la cosa. Shipyard, rullata di tamburi, come vedete abbiamo 37 navi, che forse sono proprio tutte le navi del gioco. Cominciamo a scorrerle tutte: Eagle, Howler, Adder, Imperial Eagle, Viper, Cobra, Diamond, Scout, Type 7, Dolphin, Explorer, DBX, mamma mia, Imperial Courier, Killback, Asp, Scout, Vulture, altra nave meravigliosa però troppo piccolina, Asp Explorer, ne parlavamo proprio adesso, navi inutili, Federal Dropship, Type Transporter, Shiftan, altra nave che hanno aggiunto un po' di tempo fa, quindi una pletora di navi medium che trovano un po' il tempo che trovano. Shiftan costa poco ed è buona per combattimento. Federal Assault Ship, altra nave che reputo un po' inutile. Clipper, il Crusader, altra nave dell'Alleanza che hanno aggiunto un po' di tempo fa. Non le ho mai guardate più di tanto queste due navi, quindi ditemi voi se le avete provate o se vi trovate bene. Addirittura un Alliance Challenger, quante ne hanno aggiunte, mamma mia. E finalmente il nostro Krayt Phantom più il Krayt Mark II. Eccole qua le navi che stavamo cercando. Krayt Mark II 40 milioni, Krayt Phantom 32 milioni, quindi costa un po' meno del Krayt Mark II. Allora, e cosa facciamo? Il Krayt Mark II magari ce lo guardiamo dopo, perché è una nave che avevo assolutamente intenzione di provare, però siamo qui per il Krayt Phantom, compriamolo subito, Store Current Ship e Buy a New Ship. Eccolo qua. Il cockpit di questa nave deve essere molto 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 bello, se è simile al Krayt Mark II. Quindi eccoci qua. Alla faccia, ridi e scherzi, è già passata un'oretta ragazzi,
Mamma mia, il tempo vola, e spero anche per voi di non annoiarvi troppo, e se dovesse essere, mi raccomando, fatemelo sapere. Come sempre vi dico, i vostri feedback sono importantissimi per riuscire a realizzare degli stream che siano piacevoli da vedere, soprattutto per voi, e che vi diano il giusto quantitativo e tipologia di informazioni. Ovviamente non ho sempre ragione, ogni tanto dico anch'io le mie boiate, quindi fate presente, anche correggetemi se sbaglio, assolutamente. Nessun problema. Comunque, parentesi chiusa, andiamo a vedere un attimo questo Krait da fuori come si presenta. Grande pletora di motori, guardate che roba, davvero interessante questa nave. Forse la modalità è Mark II è anche meglio, cockpit molto esposto, quindi da farci molta attenzione, anche se il Mark II l'ho visto utilizzato contro i Targoid e anche con successo, quindi direi non male. Mi ricorda un po' il Millennium Falcon, questa banda di motori così tutti in linea, e niente, basta, così era per dire. Starport Services, andiamo all'outfitting e andiamo a vedere cosa ci offre la casa. Utility Mounts, come vedete 4 invece di 6, il Mamba ne ha molti di più. E Hardpoint, come vediamo, 2 large e 2 medium, quindi qualcosa ma non tanto. Almeno non ci sono gli small come li trovate anche sull'Anaconda o sulle navi large. E anche lì, ragazzi di Frontier, una nave large non può, non deve e non esiste che abbia degli hardpoint small. Non ha nessun senso che una nave large abbia hardpoint small, non servono a una cippa di niente. Ok, visti anche i costi di quelle navi. Comunque, core internal, 7 power plant, quindi un power plant di grado 7. Andiamo a montare un hybrid power plant Guardian, compriamolo. Sì, dai, 40 milioni solo per il power plant, mi costa più della nave, quindi evviva. 6 grado 6 thruster grado A, exchange, dai, buttiamogli dentro là. Grado 5 FSD, quindi jump range molto basso, come vediamo qui, meglio del Mamba, ma comunque non entusiasmante. 4E life control non mi interessa, 4D life support, via, facciamo veloci. Power distributor, montiamo il Guardian, dovremmo averlo da qualche parte, eccolo qua, 7A Guardian Power Distributor. Ok, questa combo è figa, ok. Sì, concordo perfettamente con Typhoon Ita, è la versione un po' più base del Krait, e alla fine non serve, ragazzi in Frontier, non serve che prendete una nave che esiste già e ne fate una versione un po' più alleggerita che costa qualche milioncino in meno. È inutile, non serve a nulla, ok? Ecco. Basta, detto, e adesso lo sapete. Tanto non lo so che non mi guarderete mai, però almeno io l'ho detto e questa cosa resterà lì. Eccoci qua. Abbiamo equipaggiato tutto quello che ci serviva. Andiamo a vedere velocemente un'altra cosa sul power output che volevo farvi vedere. Come vedete, output 104%. Guardian Power Distributor e Guardian Power Plant ci aiutano in questa cosa. Poi torniamo all'outfitting velocemente. Utility, andiamo al optional internal. Con l'internal l'abbiamo appena sistemato. 6 shield generator, quindi qui già ragioniamo un po' meglio. Shield generator 6A normale, B-Wave, ok, che costa anche decisamente poco perché solo 2 milioni. Ok, B-Wave e basta. Vabbè, allora 6A shield generator normale, schiaffiamoglielo là dentro, evviva. Altri compartment di grado 5, di grado 3, quindi ha molti compartment questa nave. È buona, è a livello di carico, non è male. Browse shop, facciamo una cosa che mi piace fare, 5A fuel scoop, ok, non si sa mai.
e dopo un po' di cose. E anche qui bacchettate sulle mani. Mettete due moduli di grado 1 per i Discovery Scanner e per quelle robe lì, non un modulo di grado 2. Un modulo di grado 2 praticamente è inutile. Mettete piuttosto un altro modulo di grado 2 e uno di grado 4. Sarebbe già migliore la cosa. Questi non sanno proprio creare le configurazioni delle navi. Non ce n'è. E questo anche qui rientra il beta testing. I beta tester, la gente che sa gestirsi le cose, questa cosa ve l'ha già bocciata. Perché? Perché andiamo a vedere, ok, questi Surface Scanner e Stellar Body Scanner, che non vedo qui ma ci sono da qualche parte, hanno una classe 1 tutti e due. Quindi devo buttare via un modulo di livello 2 per mettere due moduli di livello 1, e su un crate di questo tipo lo reputo assurdo. Ok. Allora, qui altro da fare, beh, tanto non ne ho. Andiamo a completare un po' gli hard point, vediamo cosa buttargli là. Io sui large non guardo neanche in giro, perché fondamentalmente sui large vado subito qui. Multicannon Gimballed senza starla tanto a pensarci, è un'arma che mi piace utilizzare, la preferisco a molte altre armi del gioco. Poi ovviamente anche qui dipende da come giocate, da come vi piace combattere e da come vi piace andare a distruggere i vostri nemici. Ognuno ha le sue preferenze e ognuno installa le armi che più preferisce. Sì, definirla un Mark II dei poveri, un Crate Mark II dei poveri, è una definizione super calzante. Allora, Browse Shop, Buy Option, Exchange, ed ecco qui, abbiamo più o meno quasi finito. Anche queste animazioni, e dai, ok, le hanno un po' velocizzate, però come avete visto è meglio di prima. No, ho sbagliato. Utility mounts, empty utility mounts, cosa facciamo? Andiamo a mettergli un point defense, dai, 70 miliardi di click, anche qui non è cambiato nulla. Shield booster, via, compra. Ok, so che è un po' noiosa questa parte qua, però stiamo vedendo questa cosa. Browse shop, shield booster. Ok, come vedete abbiamo un sacco di potenza per mettere anche dentro altre cose. Point defense abbiamo messo. Cosa buttiamo? Potremmo mettere un chaff launcher o un altro shield booster. Buttiamo uno shield booster, dai, tanto chi se ne... Ok, e qui un po' l'abbiamo equipaggiata. Quindi abbiamo il power plant, il thruster. Questa è una A stock. Ok, fatta e finita. Allora, adesso andiamo a lanciarci con la nave nello spazio, tutti i moduli stock a parte due moduli Guardian che abbiamo a disposizione, e andiamo a vedere come si comporta questa ragazzaccia nello spazio. Dico così perché va bene così. Ok, devo capire come riuscire a bloccare la nave in questa modalità. Vediamo di riuscire a schiantarci. Wow. Vabbè, abbiamo preso una piccola multa, ma vabbè, chi se ne frega, dopo tra un po' torniamo a pagare. Vabbè, 100 crediti, figuratevi. E andiamo a vederla da fuori. Allora, decisamente molto molto interessante. Belli i thruster, sono belli i motori del Crate. Più o meno sì, dai. Ok, allora guardiamocela anche questa da fuori. Magari mettiamoci in una zona un peletto più illuminata. Ecco qua. Freniamo un attimo. Una cosa bella di questa nave è che abbiamo gli hard point qui vicino, 1 e 2. Quindi quando andiamo a sparare possiamo vedere gli hard point in funzione direttamente qui a fianco. È una cosa carina, ce li abbiamo qui. Sarebbe stato un po' più bellino riuscire a vederli un po' di più, ma vabbè. Non, come dicevo prima, non si può avere tutto. Allora, motori avanti tutta, usciamo
andiamo a vedere un po' intorno questa nave come si presenta. I cosi del calore sono lì sotto, quindi le ventole del calore stanno là sotto. È una nave un po' fatta al contrario, perché come design potrebbe sembrare dritta così e invece è fatta totalmente al contrario. Così è rovescia, così è dritta. Eccola qua. Quindi è una nave un po' strana, sinceramente. Molto simile al Mark II e con nulla da invidiargli, anzi sinceramente beh, non mi piace. Quindi eccola qua. Boh, altro da dire molto su questa nave non ce n'è. Spara. Velocità massima, sì, è buona per una nave medium. Quello però che noto, come manovrabilità rispetto al Mamba, visto che l'avevamo visto prima, non so. Rispetto al Mamba come manovrabilità non so. Non so cosa dirvi. Sembra un peletto più manovrabile addirittura del Mamba, così a conti fatti. Sì. Sembra decisamente un peletto più manovrabile, anche se è anche abbastanza veloce, tutto sommato, perché fai 400 sta nave, quindi non è male. Il suono dei motori è bello, è carino, a differenza dell'Asp che sembra sia una nave che scorreggia quando vola, ma sinceramente mi interessa relativamente, perché magari avrà un brutto suono dei motori, ma è una nave che dà molto più affidamento. Il Krait poteva forse essere una buona nave. Ok, sì, Anonymous Access bla bla bla, è perché ovviamente abbiamo preso la multa che adesso andiamo a pagare e a toglierci quella multaccia che abbiamo preso in uscita. E niente, quindi anche lì dicevo, landing pad numero 3, mi sa di landing pad vicino, no, invece è là. Ok, quindi così. Sì. Grazie per il commento, Typhoon. Beh, sì, effettivamente ha un che di Power Ranger il Mamba, quindi sì, ha un che di... Sì. Ok, allora, adesso guardate che disastro, ok, solo per una multa, ragazzi, per una multa. Parlavamo prima appunto del bounty system nuovo che hanno fatto, guardate, per una multa di 100 miseri crediti, ok? Mi hanno bloccato praticamente tutto. Ah, criminale, maledetto! Quindi anche lì bounty system nuovo, estremamente punitivo per le boiate, per le cose grosse è un po' un sistema italico, mettiamola così. Chi più fa disastri meno viene punito. Comunque, giusto per comparazione, visto che siamo qui, andiamo a scorrere un attimo un po' tutte le navi a disposizione. Le Alliance, eccole qua. Che dite? Ma... dai, non perdiamoci in cose che vorremmo ma non possiamo. Krait Mark II. Ok, visto che siamo qui e ne abbiamo parlato prima, a questo punto compriamo il Mark II. Assolutamente. La patch Equitalia che hanno fatto per quanto riguarda i bounty e tutto, che il bounty system, quindi sistema di taglie e cose del genere e via discorrendo. Sì, assolutamente. E beh, guarda, non sei andato distante che ti pignorano le navi dentro Elite.
visti i costi e tutto il casino che hanno fatto, no, ma 2 minuti, ma 1 minuto, ma stai loggato un'ora, no, lo shipyard, stai loggato un'ora, stai loggato 2 ore, togli i punti, prendi il karma, togli il karma, metti la cera, dai la cera, alla fine la gente gioca sempre di più in solo. E punto. Se i ragazzi devono mettersi a fare PvP, vanno nei sistemi anarchy, si divertono lì a fare PvP nei sistemi anarchy e basta, punto e fine. Quindi, evviva. Allora, adesso torniamo a Nobis. Perché? Andiamo a vedere cosa ci offre invece la versione un po' più powata del Krayt, quindi il Mark II. Come vedete abbiamo 2 medium e 3 large, che bellezza, eh? Pensate, 3 multicannon large, beh, senza pensarlo andiamo a schiaffarglieli sopra, 3C multicannon, vai. Allora c'è chi gli schiaffa anche gli anti-xeno multicannon, oppure le Guardian weapon, quello che sia, qua pronte, tipo gli shard, cose del genere, e si va da solo a scassare i Targoid con questa nave. Quindi ragazzi, pensateci. Io ho visto gente tirare giù i Cyclop così, ovviamente subendo un po' di danni, ma non con un rebuy problematico come usando per esempio un Type 9 o un Anaconda o navi appunto un po' più grandi. Quindi 3 large multicannon assolutamente mortali. A me piacciono i beam laser, sono particolarmente affezionato ai beam laser, adesso li metto anche gimballed. Ok, dentro uno. Quindi già vediamo che con un po' di soldini in più che riusciamo tranquillamente a fare con un paio di missioni di trasporto passeggeri, possiamo... No, sto sbagliando. Qua. Eccolo qua, dicevo, possiamo andare tranquillamente a prendere il Krayt Mark II, che tanto è 3 miliardi di volte meglio del Phantom, almeno da quello che ho visto su carta, fino a che non verrà provato meglio. Utility mount, anche il Krayt Mark II ne dà 4, quindi buttiamogli dentro un point defense, vediamo dove metterlo, perché ci sono posti più e meno utili. Davanti, dietro. Ecco, vedete, qui io non capisco bene dove si sta piazzando queste cose. Comunque, allora, dai, veloci. Cominciamo con gli shield booster A. Via dentro 1. Shield booster A numero 2. Via dentro. Milioni di click. Altro shield booster A. Milioni di click. Ok. E un point defense. Anche il chaff launcher è utile, per quando vi mirano con le navi torrettate o gimballettate. Ok, e qui abbiamo già fatto, e come vedete già con il reattore di base della nave abbiamo che stiamo bene. Allora, prima di passare oltre, core internal 7 power plant, browse shop, anche qui Guardian hybrid, exchange, via, thrusters 6A, anche qui stessi thruster della versione Phantom, frame shift drive 5, mettiamogli 5A, e qui vediamo che perdiamo un po' di jump range. La versione un po' più piccola ha un peletto di jump range in più. Ok, live support, browse shop, mettiamo in 4D come al solito, milioni di click, power distributor. Passiamo alla versione Guardian anche in questo caso. Ok, e i sensor, torniamo al 6D sensor exchange. Ok, fuel tank ci va bene. Optional internal, andiamo velocemente. 6 shield generator. Browse shop, andiamo a prendere uno shield 6A e qualcosa di simile. 6A, 14 milioni, nulla di che. Exchange, bam, dentro, altro modulo 6, altro modulo 5, browse shop, fuel scoop, tanto no, fuel scoop 5A, compra, ok, e dopo tutto il resto. Anche qui la stessa, passatemi il termine, boiata, minchiata, stupidaggine che abbiamo visto prima.
metti un modulo 2, 2 moduli 4 e 2 moduli di livello 1 e queste navi diventano veramente perfette per lo scopo e per l'uso per cui vengono equipaggiate. Ok? Basta poco che ce vo', diceva una volta un antico saggio. Vedo un po' la connessione che dà dei problemi, è 1 ora e 23 che siamo collegati e che altro dire? Ok, ok. Andiamo a lanciare il Krait MK2, quindi non il Phantom, vedete è leggermente diverso il cockpit di questa nave. Andiamo a fare una prova veloce in uscita con questa nave qui. Dopo tornerò velocemente dentro, tanto il cockpit non è cambiato tantissimo, Ok, motori a tutta potenza, landing gear retracted. Aspetta che vedo una navicella lì uscire, noi non ci frega. Ok, una velocità massima leggermente inferiore, quindi ha delle cose in meno e delle cose in più. Sinceramente le cose in più valgono la spesa, le cose in meno non sono così fastidiose come potrebbe invece sembrare. Quindi a mio modesto parere Krait Phantom assolutamente bocciato. Ok, tra l'altro, ok, guardiamo i motori della versione Mark II, ok, sinceramente vista così quanto bella è. Ok, anche questa ha quelle antennozze lì e sappiavate che quelle antenne lì dipendono dalle vecchie versioni di questa nave sui vecchi giochi di Elite. Ok, e per il resto, per quanto riguarda estetica e tutto quanto, questa nave è molto più bella. I motori in linea tipo Millennium Falcon possono essere anche carini, però secondo me arrivano fino ad un certo punto, quindi direi oh yeah. Maneggevolezza, esatto, maneggevolezza del Krait Mark II mi sembra leggermente inferiore al Phantom, forse perché pesucchia un po' di più, però sinceramente guardate, un test che si può fare è: allineiamoci dritti, motori a tutta potenza, un paio di giri di booster, tiriamo su, buttiamo giù, ok, e andiamo ad invertire la rotta così. Sinceramente no, maneggevolezza ottima, me le immagino, eccola qui, mentre spara, me le immagino in combattimento, in battaglia. È una nave secondo me estremamente temibile in battaglia, quindi sì. Ok, dicevamo poi fuori, cockpit interno, guardate che bello largo e ampio che è. Anche qui altri posti a sedere, penso siano 3 in tutto, però qui ci può stare, perché magari ci mettiamo un bel fighter bay e 2-3 torrette e potrebbe essere divertente nonché interessante la cosa, quindi oh yeah. Ok, no, piano. Ok, usciamo da qua, andiamo a fare richiesta di docking, andiamo a parcheggiarla e andiamo a concludere un po' il discorso. Eccolo qua. Sì, davvero una gran bella nave. Se non avessi avuto già il Python sarei passato al Krait, un po' più maneggevole del Python. Il Python è veramente un sasso, ha i suoi pro anche quello, ha più armamenti, sono leggermente differenti, però sono due belle navi da utilizzare. Wow, giù. Lo so, ma avevamo fatto la richiesta di docking. Ah, ok.
Ok, vabbè, non importa. Comunque, se devo essere sincero, tra le navi che hanno aggiunto, a parte quelle, le Alliance, Chieftain, eccetera, eccetera, che non ho avuto modo di provare, solo la Chieftain non mi aveva entusiasmato, il Krait devo dire che invece d'altra parte mi piace, gran bella nave. Il Phantom no, il Mark II sì. Quindi eccolo qui, andiamo a concludere quindi con questo atterraggio e una visione interna del cockpit del Krait Phantom, visto che siamo qui per quello. Ok. E quindi cos'altro dire? Navi provate, navi bocciate, assolutamente. Tempo perso inutilmente da Frontier per fare delle cose assolutamente inutili, tipo queste due nuove navi che non servono a nessuno e fanno secondo me solo perdere tempo. Quindi andiamo a riprendere il Krait Phantom, andiamo a prendere la nave solo per guardare le telecamere interne. 1 ora e 28 addirittura di stream, ragazzi, stiamo facendo gli stream veramente lunghi ultimamente con queste beta, e sì, perché dobbiamo vedere anche un po' di cose, e nei prossimi cercherò di non sforare l'ora di stream, o magari anche di compattarli un po' di più, perché immagino che per voi possa essere un po' complesso stare qui ad ascoltarmi blaterare per 1 ora e mezza. Comunque, torniamo a Nobis. Dicevamo, le telecamere del Krait Phantom, intanto vedete appunto questa pletora di motori qui così, che sono carini stile Millennium Falcon, secondo me dopo un po' a livello estetico possono stancare. Dentro, eccola qua, tutta colorata, tutta bella rossa, e che bello, mamma mia, un sacco di colore, cioè hanno cambiato 2 texture, vabbè, altre piccole differenze, signal lost, altre piccole differenze con la versione Mark II che abbiamo visto in precedenza, e quindi cos'altro dire? Penso sia un po' personale la scelta a questo punto. Allora, bello che abbiano aggiunto tutta questa nuova serie e questa pletora di navi, e sinceramente ci sta, perché ovviamente un gioco spaziale deve avere un tot di navi da pilotare. Una grandissima e grandiosa bacchettata sulle dita in relazione agli equipaggiamenti, perché i moduli, la disposizione interna, le classi dei moduli, assolutamente, scusate Frontier, non ci siamo, basterebbe una semplice piccola riconfigurazione, sarebbe tutto veramente bello. E quindi cos'altro dire? Queste sono le mie impressioni, le mie opinioni personali riguardo alle nuove navi, mentre ci avviciniamo pian pianino al cockpit, dove il mio pilota è lì seduto con le piaghe da decubito, cubito, come cavolo si dice, perché sono anni che da quelle sedie non si schioda. E su queste affermazioni, vediamo di rallentare un attimo l'avvicinamento, ok, e su queste affermazioni andiamo anche un po' a chiudere questo stream. Vi ringrazio di aver partecipato, di essere stati con me fino a quest'ora qui. Sono contento che non vi siate annoiati mentre stavamo appunto parlando e vedendo questa nuova versione di Elite Dangerous Horizon Beyond, e che altri nomi si inventeranno a piopparglici sopra. Abbiamo visto le due nuove navi che sono state create, inserite all'interno del gioco, e quindi a questo punto andiamo un po' così a concludere lo stream. Per rispondere all'ultima domandona di Typhoon Ita, l'endgame mi sa che non arriverà mai. Cioè, Elite sarà un gioco sempre work in progress, aggiungeranno, toglieranno, modificheranno cose, penso fino a che il gioco sarà attivo, e speriamo che qualcosa cambi, perché io, dal mio punto di vista, lo sapete, Elite è un gioco che adoro, che gioco da tanto tempo, però sto cominciando ad abbandonare, mi dispiace dirlo qui, e sto guardando questa beta, sto vedendo cosa stanno facendo, sinceramente non mi piace assolutamente. E appena, come vi dicevo, cambierò impostazione, perché devo cambiare assolutamente questo rig da gioco che sto utilizzando ora, e andrò a spostarmi su altre soluzioni, anche per vedere insomma qualcosa di nuovo, perché dopo tutti questi anni all'interno di Elite Dangerous sinceramente sento proprio il bisogno di cambiare un po' aria.
Poi magari ci ritorneremo sopra, non è detto che non ci si ritorni, però per il momento io sento questa necessità, anche a fronte del fatto di tutti questi aggiornamenti della beta che non mi stanno convincendo proprio per nulla. Comunque, a questo punto ragazzi, andiamo a chiudere un attimo lo stream. Io vi saluto come sempre, vi ringrazio di aver seguito questa diretta, di aver seguito le precedenti e se passerete appunto nelle prossime, quindi grazie tantissime a tutti. E ho la gola ovviamente riarsa e distrutta e un po' arata da tutti i discorsi che abbiamo fatto finora. E sì, giusto per dare una piccola anticipazione, il prossimo gioco appena cambierò PC sarà proprio Star Citizen. Ne parlano tanto, è un gioco estremamente combattuto nella community, c'è chi dice bello, c'è chi dice brutto, c'è chi dice ma sono ancora in alfa quei truffatori di qua e di là, di su e di giù. Io sinceramente finché non provo le cose non mi permetto di dire assolutamente niente, posso solo dare delle mie opinioni personali. Da quello che ho visto dei video che hanno fatto su questo gioco, sembra avere qualcosa di valido comunque, quindi non proprio così negativo. Tra l'altro vediamo quanto spoglia sia questa nave qui sopra, cioè proprio 4 poligoni buttati lì e vabbè. E quindi così, sì, andrò a provarlo appena ce la farò. Faremo anche delle live a riguardo e quindi vedremo un attimo tra di noi cosa, come sarà quel gioco. E quindi niente, così sto solo aspettando di completare un attimo la configurazione, vedere quanti soldi mi andrò a spendere sul rig nuovo, perché sarà davvero una gran bella spesa viste le configurazioni che voglio fare. E boh, speriamo bene. Per fortuna ho trovato dei ragazzi qui vicino che trattano componenti di MSI e sono molto bravi e insomma speriamo bene anche di fare qualche collaborazione futura con loro, tra il canale video mio e il negozio quello loro, insomma, quindi consigliatissimi. Quindi piccola anticipazione, nessuna marchetta, nessuna pubblicità, ma lo vedremo nel caso in un futuro. Bene ragazzi, di nuovo grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Dopo aver testato queste navi finalmente posso andare a riposare. Come vi dico, devo andare a bere qualcosa perché ho la gola decisamente distrutta. Quindi Virus 101 vi saluto a tutti calorosamente e come di consueto scusate, e come di consueto transmission out. Grazie a tutti e alla prossima.